Ma io non penso francamente che ci sarà tutta questa astensione, io penso che la campagna elettorale sarà tale per cui chi vorrà andare a votare ci andrà. Poi non è che si può obbligare la gente, per fortuna la democrazia è anche questo, no? Se uno non vuole andare non ci va. E sono l'ultimo che può fare un invito all'adesione al seggio. Penso che sarà una partita però molto forte perché è la prima volta che ci sono contemporaneamente 4 poli che si sfidano, centrodestra, centrosinistra, terzo polo e Movimento 5 Stelle, quindi una partita a 4 porta a una forte spinta molteplice al voto a diverse categorie di elettori, quindi mi pare difficile pensare che ci sia una scarsa adesione. Ecco, e come seconda domanda, è ancora senso parlare di par condicio in questo momento anche con la presenza dei social e delle nuove forme di comunicazione e di informazione? Non c'è dubbio che le cose sono cambiate, ormai anche a urne aperte attraverso i social i leader politici possono fare l'invito a votare. Però questo non è una scusa per cui chi fa informazione attraverso i mezzi tradizionali, che sono quelli più misurabili, che possa avere diritto altrettanto al rompete le righe. Almeno la parte che si può normare va normata. Ecco, ultima domanda, come giornalista le chiedo solo un consiglio per le nuove generazioni di giornalisti che si approcciano a questo mondo difficile e pieno di difficoltà. Beh, pensare a un piano B, francamente. Cioè, la cosa importante è avere chiaro che il giornalismo è una cosa molto affascinante, però non so cosa diventerà il giornalismo con il cambiamento che c'è dal punto di vista delle forme, del digitale, di diffusione e anche delle modalità con cui l'opinione pubblica comincia a informarsi. Praticamente il mezzo di informazione in questo momento più diffuso è lo smartphone.